Una settimana fa era venuto a portare la sua personale solidarietà e quella dell'intera Chiesa agrigentina ai lavoratori talcementi. Ieri Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha celebrato una messa davanti ai cancelli dello stabilimento di Porto Empedocle. Riscopriamo l'unità per difendere questa terra violentata, è stato uno dei passaggi forti della sua omelia. E alla messa hanno preso parte anche i parroci della forania di Porto Empedocle. Un'iniziativa rivolta alle parrocchie, agli amministratori, ai sindacati, agli imprenditori ed ai lavoratori perché si riscoprano i principi di solidarietà e di lavoro comune senza interessi di parte. Un'incisiva omelia che manifesta la costante sensibilità dell'arcivescovo verso coloro che vivono quotidianamente il problema della precarietà lavorativa. Nessuno deve attendere dal Signore risposte né può pensare che possa sostituirsi alla nostra responsabilità. L'attuale situazione economica è conseguenza di scelte operative fatte da uomini non sempre in favore di altri uomini ed esorta le aziende, i lavoratori, le parrocchie ed in particolare i politici a riscoprire insieme il valore della solidarietà inteso come impegno collettivo e concreto in favore del territorio e cercare modi alternativi per consentirne la rinascita dimenticando gli interessi di squadra. L'arcivescovo ha annunciato l'imminente lettera che invierà ai vertici di Talcementi e che si sta attivando presso il vescovo di Bergamo al fine di ottenere un incontro con la famiglia Pesenti. Sulla questione è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Sella Agrigento, Lillo Miccichè, che in una lettera aperta esprime solidarietà ai lavoratori dell'Italcementi e dell'indotto e suggerisce al sindaco Firetto, numero 2 dell'UDC regionale, partito tra i sostenitori del governo Monti, di intervenire presso il gruppo industriale Italcementi affinché sostenga un progetto pilota che trasformi il sistema di produzione del cemento nel senso di utilizzare per la combustione, invece del costoso derivato del petrolio, altri nuovi sistemi energetici, dando un aiuto economico per evitare la chiusura. Ed intanto il responsabile del movimento giovanile di Grande Sud Agrigento, Andrea Sallì, annuncia per domani alle 17 un sit-in di solidarietà davanti allo stabilimento e fa appello alla sensibilità di tutti i giovani, a prescindere dal colore politico, perché si mobilitino per una causa di un così alto interesse pubblico e sociale.